Laura Licata qui ad Agrigento viene da Roma, dove ci racconterà la sua esperienza di scrittrice. Ho cominciato qualche anno fa, è stata sempre una mia passione scrivere, e così, visto i figli sono cresciuti, volevo fare qualcosa di diverso oltre essere madre e essere moglie, e così ho cominciato a scrivere la mia prima storia. L'ho scritta circa in 2 anni e l'ho inviata a varie case editrici. Poi la PAV Edizioni di Roma mi ha dato la possibilità di pubblicare il mio primo il romanzo di esordio. Poi ho provato anche a partecipare a diversi concorsi letterari con racconti. Quello a cui tengo di più è quello di Velletri. Ho vinto con un racconto dedicato a una persona a me cara, e quel racconto adesso è inserito in un'antologia pubblicata dalla Fondazione De Cultura. Ho continuato a scrivere nonostante le difficoltà di farsi spazio in questo ambiente letterario. Quindi a dicembre ho pubblicato sempre con la PAV Edizioni il secondo romanzo, e adesso continuo a correggere un romanzo che ho scritto quest'estate e a partecipare a vari concorsi, proprio per avere una conferma che ciò che scrivo è apprezzato anche da giurie di alta qualità. Ecco, lei come scrive? Su quali indicazioni? Ecco, cos'è la sua fonte ispiratrice? Di solito ognuno di noi ci ispiriamo a qualcosa. La sua? Di solito è la musica che mi ispira, ma basta anche magari incontrare qualche tipo particolare, mi fanno venire delle idee. Osservare e ascoltare sono anche le cose che mi danno ispirazione. Quindi vari tipi, sia per esempio i monumenti, le città mi ispirano molto, ma la gente particolare, quella che si distingue, diciamo. Il suo che genere Di solito scrivo romance, ma nei racconti mi piace concentrarmi sulle donne che hanno avuto difficoltà nella vita, e dare un po' di giustizia a queste donne attraverso la scrittura e le loro è? Ecco, lei sta a Roma, ora è venuta ad Agrigento per le vacanze, ecco, ma i suoi obiettivi, diciamo, letterari quali sono? Quali saranno? Ecco, lei a cosa ambisce? Il mio sogno è intanto vedere i miei libri in libreria. Non è facile arrivarci visto le numerose pubblicazioni durante l'anno in Italia, e poi avere un gruppo di lettori fedeli, questo solo, non ambisco ad altro.